mostra un utilizzo della piazza che noi assolutamente vogliamo fare. La piazza come luogo espositivo. Svelata alla stampa e ai residenti quella che sarà la nuova identità di piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso. Entro dicembre, promette il sindaco, alla fine dei cantieri, almeno nel cuore della piazza, la cui riqualificazione tra scavi e ritrovamenti storici slitta e verrà ultimata con l'inizio del 2017. Diciamo che il Natale vorremmo farci questo regalo e ci impegniamo tutti che questa sia una piazza fruibile, quantomeno fruibile per Natale. Piazza che non diventerà però pedonale, sarà fruibile infatti come zona ZTL anche se per i soli residenti e commercianti provvisti di autorizzazione, così sempre il primo cittadino. Mesi e mesi di lavori in corso per riavere una piazza tutta cementificata, seppur somigliante in brutto, a un campo veneziano. Un'agorà insomma praticamente sprovvista di alberi per la sosta e una fresca pausa rigeneratrice, dicono storcendo il naso i tanti presenti all'incontro pubblico. Il vincolo imposto dalla soprintendenza, che però ha fatto l'eccezione per un solo esemplare, replica Manildo. Perché soltanto un albero? Perché era la cosa migliore per il progetto, nel senso che un albero grande che fa ombra e si riesce a fruire la piazza è un arricchimento. Pensiamo Piazza dei Signori con gli alberi non avrebbe senso. Insomma un'amministrazione comunale sembra in discordia e disaccordo perenne con i poveri alberi che nel progetto di Città Smart occupano davvero poco spessore e interesse anche di carattere storico. Santa Maria dei Battuti, la piazza con questa lettura filologica bellissima, con materiali nobili e ispirandosi appunto all'anima di questa città, oggettivamente in quella visione probabilmente una folta vegetazione avrebbe stonato.